Corro a Mestre con Ilaria Marchiori. Chiedo scusa a lei e ai suoi ospiti, ci hanno aspettati per questo collegamento per una protesta dei lavoratori della motorizzazione. Buongiorno Ilaria, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno Francesca, eccoci qui, siamo di fronte alla motorizzazione di Mestre insieme a Giuseppe Nole della CISL, Funzione Pubblica Venezia. Voi vi trovate comunque, vi scontrate ogni giorno con delle difficoltà oggettive. Sì, ci sono delle difficoltà oggettive perché i servizi che offre la motorizzazione sono tanti, sono importanti, come la revisione dei mezzi pesanti che circolano sulle nostre strade, e in questa mobilitazione ci sono anche i colleghi però del Provveditorato alle Opere Pubbliche, che è un altro settore importante e anche strategico del nostro Paese, perché a questo ufficio sono legati tanti progetti importanti del PNRR. Lì servono altrettanti investimenti in personale qualificato, tecnico, ingegneri, architetti, perché questi soldi che ci sono stati dati dall'Unione Europea vanno spesi in tempi brevi, sappiamo tutti, e quindi è necessario un investimento in risorse umane e in strumentazione tecnologica, perché i colleghi hanno necessità anche di avere una strumentazione che possa accelerare appunto questi servizi e lo sviluppo di questa attività. Abbiamo sentito come questo non sia un caso isolato, quindi non riguardi solo Mestre, ma generalizzato. Sì, assolutamente, la carenza di organico che è di tutta la pubblica amministrazione in questo Ministero è molto forte. Oggi, come ha detto prima il collega Massimo Zanetti, c'erano collegati in assemblea con noi altri 50 uffici di tutta Italia e le tematiche sono sempre le stesse, per cui la rivendicazione è forte, compatta e unitaria. Qualora l'incontro al Ministero non dovesse dare gli esiti sperati, che cosa avete intenzione di fare? Come avete intenzione di muovervi? Beh, ci sono i nostri coordinatori nazionali che sapranno bene indirizzarci su questo, però i lavoratori sono compatti, quindi proseguiremo sicuramente la mobilitazione finché non avremo ottenuto molte risposte ai quesiti che sono stati posti. Ecco, allora avete sentito quali sono le motivazioni, aspettiamo anche di capire quale sarà l'esito dell'incontro di domani al Ministero.